Attenzione, astronauti delle stelle morte. Anche in questo capitolo potrete trovare altri indizi sull'identità del personaggio misterioso. Se siete convinti di averlo riconosciuto, scrivete pure il nome motivando anche la risposta nei commenti sotto al primo capitolo della serie. Mi raccomando, buon ascolto. Se Rubeume e Albeda non avessero avuto la mente e i sensi convulsamente impegnati nell'arduo compito di studiare Athanatos, forse si sarebbero accorti che fra Nigred e Xanthosis si stava gonfiando una pustola di acredine reciproca. Nessuno dei due aveva esternato alcunché, ma gli sguardi che si lanciavano di sfuggita alle spalle erano imbevuti di letale veleno. L'astio che già nutrivano l'uno per l'altro fin dall'inizio della missione stava lievitando in un marcescente sentimento di odio e come un'oscura formazione fungina proliferava nel buio delle loro menti, generando le lucubrazioni più paranoiche e malefiche. Il germe che stava germogliando in loro, trovando terreno fertile nel substrato nutriente del malanimo, erano le poche parole che Athanatos gli aveva rivolto giorni prima. Quelle minuscole pseudofrasi, del tutto prive di qualunque senso, avevano invece trovato un loro significato nei pensieri dei due cosmonauti. Sempre ride, aveva rivelato Athanatos a Nigred, il quale, pur non arrivando sulle prime a capire cosa ciò volesse dire, e chiedendosi come mai quel mostro si fosse rivolto proprio a lui usando quelle parole incoerenti, era stato tormentato a lungo da vari interrogativi, giungendo poi a una conclusione talmente ovvia e lampante da indurlo a vergognarsi di non averla intuita subito. Ma certo, era chiaro come la luce delle stelle. Il redivivo si riferiva agli atteggiamenti smargiassi e prepotenti che quel mercenario aveva sempre tenuto nei confronti del pilota, prendendosi gioco di lui e ridendo alle sue spalle. Quell'idea prese a ramificarsi rapidamente e ben presto divenne a tal punto ossessiva che Nigreb era continuamente sconvolto da occulte eruzioni d'ira. La presenza a bordo di Xanthosis, che già gli era a malapena tollerabile, divenne un tormento. Sentire la sua voce, anche solo saperlo vivo, era fastidioso al pari del dolore di un dente guasto che scava la gengiva sino all'osso. I suoi sonni irrequieti erano arroventati da sogni nei quali ricordava i suoi molteplici e disastrosi tentativi di entrare come cadetto nell'esercito galattico, dove ufficiali sornioni schernivano il suo fisico troppo debole e lo umiliavano con battute sarcastiche. In quelle visioni oniriche, ognuno di quegli ufficiali aveva la faccia di Xanthosis e dalle loro bocche eruttavano risate che avevano gli stessi e brutali effetti di un acido sull'amor proprio del pilota. Inconsapevole del fatto che Nigred si stesse consumando in quel sentimento malevolo, il mercenario era a sua volta irritato da un crescente livore che come obiettivo aveva proprio il pilota. Anche nel suo caso la rabbia si era generata dalle semplici ed enigmatiche parole di Athanatos, alimentandosi dall'antipatia che già provava nei confronti di Nigred, ometto a suo parere vigliacco e privo di qualunque apprezzabile qualità. Come poteva Albeda, così bella ed animo avventuriero, provare qualcosa nei confronti di quell'essere rachitico, il cui unico talento era dare ordini al computer di bordo? Eppure, giorno dopo giorno, la sua incredulità si era trasfigurata in una gelida certezza. Le piace, aveva profetizzato Athanatos, e non potevano esserci dubbi, almeno secondo la logica del mercenario, che si stesse riferendo ad un qualche sentimento che l'ex medico percepiva per Nigred, per quanto incomprensibile fosse a Xanthosis il criterio secondo il quale una donna preferisse un subumano quando poteva concedersi a lui. Non riusciva a dormire, tanto il nervoso lo drogava, tanto la febbre dell'odio gli ardeva nel cranio, torturandolo con sogni dove, dallo spiraglio di una porta, osservava Albeda e Nigred amoreggiare e deriderlo. Con l'andare dei giorni, l'astio segreto fra i due membri dell'equipaggio crebbe, diventando sempre più incontrollabile, regalando loro fantasticherie che avevano come oscuro epilogo la distruzione del loro nemico, e ognuno di quei sogni era speziato da un piacere mai sperimentato, un'estasi quasi sensuale.
Nella totale inconsapevolezza del bibliofilo e dell'ex medico, quasi senza che loro stessi se ne avvedessero del tutto, Nigred e Xanthosis decisero di uccidersi a vicenda. Il secondo dei due andò a chiamare il pilota, riferendogli la falsa volontà di Rubeum che egli verificasse lo stato dei database della navicella di esplorazione. Il pilota se ne stupì non poco, siccome era stato ormai appurato che il computer di bordo della sonda fosse irrecuperabile. Xanthosis, di fronte all'incredulità di Nigred, si limitò a stringersi nelle spalle, affermando in tono casuale che sicuramente un tecnico più qualificato sarebbe riuscito a venire a capo di quel problema una volta che la Magnum Opus fosse atterrata in qualche porto. Colpito nel vivo da tale frecciata, Nigred acconsentì a seguire il compare fino al boccaporto della navetta, il quale, una volta spalancato, lo introdusse nel suo ventre scuro, dove i monitor intasati di illogiche scritte gettavano una lucentezza spettrale. Mentre era chino sui comandi inerti, il pilota udì il lacerante sibilo del boccaporto che veniva chiuso dietro di lui e si volse giusto in tempo per notare il volto sogghignante di Xanthosis sparire dietro il pannello. Dall'altra parte del boccaporto, il mercenario digitò sul pannello i codici di lancio della navetta di esplorazione, che, avendo le funzioni irreversibilmente paralizzate, poteva essere manovrata solo attraverso la nave madre. Fu così che, mentre al suo interno Nigred urlava e batteva vanamente i pugni sul boccaporto bloccato, la sonda venne espulsa dallo scafo, proiettata nello spazio. Il cordone di sicurezza, eseguendo le direttive impostate da Xanthosis, si sganciò dal substrato e si arrotolò nella sua nicchia come un serpente ammaestrato. Recandosi al più vicino oblò, il mercenario non poté trattenere un moto di esaltazione crudele nel vedere lo sferico, argenteo corpo della navetta senza controllo scivolare nell'oscurità, immaginando la disperazione di quel povero idiota di Nigred, destinato a crepare di fame e di sete, e perso chissà dove. Estraendo la fiaschetta, ripassò quel che avrebbe raccontato agli altri due, quando sarebbero inevitabilmente venuti a conoscenza dell'assenza del pilota. Semplicemente avrebbe detto che Nigred aveva scorto dei segnali incoraggianti provenire dalla sonda, cosa che l'aveva indotto a entrarvi per una verifica. Al che, forse mossa da un guasto provocato da una radiazione sconosciuta della quale si era irradiata nella sfera, la navetta si era distaccata dalla Magnum Opus, perdendosi alla deriva. Considerando quanti avvenimenti strani erano accaduti durante il loro viaggio, riteneva che questa storia fosse più che plausibile. Se avessero espresso preoccupazione riguardo al fatto di non avere più un pilota, non avrebbe dovuto far altro che tranquillizzarli. La rotta del ritorno era impostata nella memoria del computer centrale. Inoltre, l'infarinatura di pilotaggio che aveva ricevuto all'Accademia Militare era più che sufficiente per evitare guai. Beve un sorso dalla fiaschetta e gli parve che il suo stomaco si trasformasse in una supernova. Il dolore lo fece ripiegare su se stesso, mozzandogli il fiato tanto che non riuscì neanche a gridare. La sofferenza che provava era inimmaginabile. Un dolore ardente gli si stava ramificando in tutto il corpo, come se qualcosa lo stesse mangiando vivo dall'interno verso l'esterno. Cadde bocconi sul pavimento metallico. I muscoli sconquassati da violente convulsioni, le vie aeree intasate di schiuma soffocante. Non poteva sapere che la sostanza che lo stava così crudelmente uccidendo era qualche goccia del veleno usato per compiere la prima fase del rituale sul detenuto, versata nel liquore da Nigred, approfittando di un momento in cui il mercenario aveva lasciato incustodita la sua cara fiaschetta. Lo shock gli paralizzò il cuore in meno di 3 atroci minuti e quando, non molto tempo dopo, Albeda lo trovò, era raggomitolato in un contorto orrendo groviglio di arti, la faccia paonazza congelata in un eterno silente urlo d'agonia.